11 milioni di euro e questo è il volume delle risorse impegnate nel 2017 per gli interventi di investimento in corso di realizzazione. La Giunta Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019. Tra gli impegni più significativi la palestra distrettuale di Via Ugo La Malfa per 2 milioni e 400 mila euro ed il contratto di quartiere di Fontanelle per 6 milioni e 750 mila euro. La Giunta, prima di procedere con l'approvazione del bilancio di previsione, ha approvato tutti gli atti propedeutici previsti dalla legge. In particolare è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche, il piano dell'alienazione, il piano della rateizzazione della spesa, il documento unico di programmazione e il piano del fabbisogno del personale. L'accertamento delle condizioni di equilibrio nel bilancio del Comune di Agrigento per il triennio 2017-2019, spiega l'assessore Giovanni Amico, è una condizione che consente all'amministrazione di proseguire nel lungo e impegnativo cammino di risanamento dell'ente, oggi condotto senza fare ricorso alla dichiarazione di dissesto. Il bilancio evidenzia una notevole compressione della previsione della spesa determinata dall'accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità di 8,6 milioni di euro e dalla copertura del rateo annuale di 1,3 milioni di euro per il piano trentennale di ammortamento dell'extra deficit accertato nel 2015 in fase di accertamento straordinario dei residui. L'assessore al bilancio evidenzia come il raggiungimento delle condizioni di equilibrio in questo grave quadro generale è il frutto di quella manovra definita fin da subito ed ampiamente annunciata in occasione della discussione del piano di risanamento straordinario che rappresenta la piattaforma programmatica che lega tutti gli atti dell'amministrazione. Tale politica di fondo è impegnato e continuerà ancora ad impegnare fortemente l'amministrazione, conclude Giovanni Amico.